Quest'anno non sarà sul palco di Sanremo dove lo scorso anno era stato protagonista con i Pooh come ospite d'onore. Red Canziano è però pronto a partire per la Cina. A dicembre sbarcherà il suo musical Casanova presentato lo scorso settembre alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, proprio in Cina, sulle orme di Marco Polo, tema in questi giorni del Carnevale veneziano. Trevigiano di nascita, orgogliosamente veneto, Canzian da quasi 60 anni è sulla scena tenendo compagnia a generazioni di italiani. Essere premiati nella propria terra rappresenta sempre qualcosa di importante. Il Veneto, Venezia sono la mia casa e quindi ricevere un premio qui, è il famoso detto che Nemo profeta in patria, invece io riesco a essere un po' profeta anche a casa mia, con i miei colleghi, con i miei amici, con i Pooh. Ormai lavoriamo da 57 anni in Italia e quindi la musica serve anche a questo, a dare un po' di serenità, a far staccare la spina da quelle che sono le problematiche della quotidianità. Venezia è stata un po' la nostra seconda casa in questo ultimo periodo perché appunto abbiamo preparato Casanova e Casanova doveva nascere a Venezia perché Casanova è un'icona veneziana e quindi è stata un po' la nostra seconda casa, molto accogliente, i veneziani, i gondolieri mi amano, mi hanno aiutato a fare le riprese per lo spettacolo teatrale, preparando le gondole come erano nel Settecento. A chi vuoi dedicare questo premio? Questo premio lo dedico e lo condivido con mia moglie perché questo progetto di Casanova l'abbiamo fatto insieme, ma in generale la mia vita credo che se ha preso un percorso positivo è merito anche suo perché lei sicuramente mette saggezza e riporta coi piedi per terra. Per noi di Antenna 3 e di Media Nord non può mancare un saluto con il leone, per favore. Allora agli amici di Antenna 3 che poi vi vedo da casa, come lo montate questo saluto, un grande saluto, un ringraziamento